Il coronavirus si allarga a Venezia. Due anziani di 88 anni, residenti nel capoluogo, sono stati infatti contagiati e si trovano ricoverati in terapia intensiva all'ospedale civile. Anche tre lavoratori dell'ospedale di Milano, una cardiologa, una addetta alle pulizie e un infermiere, sono stati contaminati dal contatto con il paziente mirese di 67 anni, che si trova sempre all'ospedale di Padova. Tutti gli operatori sanitari di Dolo e di Milano sono stati valutati da un punto di vista epidemiologico e con il test. Intanto, il presidente della Giunta regionale veneta Luca Zaia, dopo una riunione stamane con il capo della Protezione Civile Borrelli, il premier Conte e il ministro Speranza, ha diramato un'ordinanza che sospende le attività scolastiche di ogni ordine e grado, oltre a quelle universitarie, fino al 1° marzo, e lo stesso vale per le manifestazioni pubbliche, le fiere, i musei, i palazzi di giustizia. Il Carnevale a Venezia sarà sospeso dalla mezzanotte tra oggi e domani, mentre in tutto il Veneto si fermano le attività sportive e i campionati di calcio, rinviando le partite ad altra data. L'ordinanza di Zaia prevede anche la disinfezione dei treni regionali e non, degli autobus e dei vaporetti a Venezia. La Regione ha istituito anche un proprio numero verde al 800 462 340, pensato per consentire alla popolazione di non usare il 118, se non per segnalare difficoltà respiratorie e richiedere l'arrivo di un'ambulanza. Questa mattina, nella sede dell'Ulstre Serenissima a Mestre, ha avuto luogo anche la conferenza dei 23 sindaci, che si aggiornerà oggi alle 17:30 in seconda seduta. Erano presenti anche la viceprefetto Paola Spatuzza e una rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri. In tale circostanza, il direttore generale Giuseppe Dalben ha chiesto il coinvolgimento dei medici di base per dare risposte ai pazienti. Non sono escluse nei prossimi giorni provvedimenti per i trasporti urbani e per i luoghi frequentati dagli anziani. Il coronavirus sta lambendo anche la Laguna Sud, dopo i casi registrati a Mira e a Venezia, ma finora non si ha notizie di episodi confermati che riguardano Chioggia. In queste ore alle strutture sanitarie si stanno rivolgendo persone che ritengono di manifestare i sintomi della malattia e i medici li stanno appunto analizzando, ma è importante sottolineare che almeno fino a mezzogiorno di domenica Chioggia non registra alcuna situazione conclamata di coronavirus, che comunque il personale è pronto a gestire anche mettendo a rischio la propria stessa salute. Anche all'ospedale di Milano, come in Lombardia, ci sono medici, infermieri e operatori contagiati per mettere in sicurezza le proprie città. Proprio per evitare di intralciare il lavoro del personale sanitario, che deve essere concentrato nella gestione di eventuali emergenze, è caldamente raccomandato di non rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale di Chioggia se non è strettamente necessario, e comunque non per asseriti sintomi di coronavirus. Il protocollo prevede invece un contatto col proprio medico di base e la comunicazione ai numeri telefonici 112 e 1500, quest'ultima linea verde del Ministero della Sanità. Affollare la sala d'attesa del pronto soccorso significherebbe aumentare le probabilità di una contaminazione, con ricadute sull'intero ospedale che sarebbe costretto a chiudere come è accaduto a Schiavonia. I medici sono convinti che c'è ancora il tempo per bloccare l'epidemia, anche se i provvedimenti a singhiozzo sono poco sensati. Più di tutto, suggeriscono, è importante evitare uscite non necessarie, soprattutto per i bambini. Anche se al momento, è opportuno ribadirlo ancora una volta, non vi sono pazienti contagiati in città, né tantomeno bambini. Le voci incontrollate sparse via WhatsApp e in rete sono appunto tali, non vere, quindi deleterie e stigmatizzate da chiunque abbia a cuore la salute pubblica. Questa mattina i molluschi di Chioggia sono stati protagonisti tra le nevi di Arabba. In particolare l'iniziativa Vongole, Fasolari e Prosecco Doc in quota ha avuto luogo a Porta Vescovo dalle 11:30 alle 14:30. La degustazione dei bivalvi è stata infatti accompagnata da calici veneti a quasi 2500 metri d'altezza, nella zona di arrivo delle funivie. All'iniziativa di promozione hanno partecipato il Cogevo di Venezia e Chioggia, l'OP I Fasolari, l'OP Bivalvia Veneto, il marchio I Pesca Ori.
Nell'ambito del ciclo di incontri dal titolo Formare una coscienza, che la parrocchia di San Giovanni Battista organizza per il cammino di crescita degli adulti, domani sera, lunedì 24 febbraio, dalle ore 20:45, nella sala del Teatro Parrocchiale di Borgo San Giovanni avrà luogo il secondo appuntamento, atto a costituire una rete di aiuto nei casi di violenza di genere. Interverranno l'avvocato Davide Vianello e l'ispettore di polizia Giampaolo Fusaro, introdotti da Anna Paola Lovi del sindacato FSP della Polizia di Stato. L'ingresso è gratuito.